Operazione Freezer l'hanno ribattezzato, ovvero quando la realtà supera la più fervida fantasia degli sceneggiatori delle fiction antimafia. I fedelissimi del super latitante Matteo Messina Denaro si riunivano alla cella frigorifero di un fruttivendolo di Alcamo per discutere delle questioni più delicate. Summit veloci naturalmente, 7-10 minuti al massimo, con tanto di giacche e cappotti anche in primavera. Al fresco pensavano di essere al sicuro da microspie e telecamere, invece no, i poliziatti della squadra mobile di Trapani, diretto da Fabrizio Mustaro, sono riusciti a trasformare la cella frigorifero dei Summit nel confessionale del Grande Fratello. Un altro blitz è scattato, coordinato dalla procuratrice aggiunta di Palermo Teresa Principato e dai sostituti Carlo Marzella e Gianluca De Leo. Il nuovo capo del mandamento mafioso di Alcamo è una vecchia conoscenza della direzione distrettuale antimafia diretta da Francesco Lovoi. Si tratta di Ignazio Melodia Udutturi, di nome e di fatto, ex medico dell'ufficio di igiene della cittadella trappanese, rimasto in carcere dal 2002 al 2012. I pentiti dicono che fu Matteo Messina Denaro in persona a tenerlo a battesimo per la punciuta. Non appena scarcerato, Melodia è tornato a ricoprire il massimo incarico sul territorio. In Cosa Nostra nessuno aveva dubbi. Suo padre, Cola, suo zio Diego e il fratello Antonio sono rimasti coinvolti anche loro in storie di mafia. Un affare di famiglia, insomma. Con il medico boss sono state arrestate altre 5 persone. Ancora una volta, dice il questore di Trapani Maurizio Agricola, è emersa la pervicace condotta mafiosa volta a condizionare il tessuto economico, nonché a tentare di influenzare le locali realtà politico-amministrative, condotta resa ancora più pericolosa dalla levatura criminale dei personaggi coinvolti. Una mafia capace, in grado di condizionare il tessuto economico locale e anche con tentativi di condizionamento del tessuto politico-amministrativo. Quindi una mafia che continua in maniera pervicace a seguire quelle che sono state le sue condotte storicamente presenti sul territorio.